Buongiorno, buon pomeriggio, siamo in diretta da Gemona, il campanile della domenica, il bis, il campanile bis di oggi in occasione di Gemona Formaggi e dintorni. Ritorniamo un anno dopo per un appuntamento ormai tradizionale per Gemona, ma per tutta la regione che arriva qui in occasione di questo appuntamento importante. Da Piazza Garibaldi partiamo e poi ci sposteremo da Piazza Municipio e anche andremo in Piazza del Ferro per farvi vedere nel migliore dei modi come è distribuita questa festa. Partiamo da Sara Mardero, presidente della Proloco, e poi l'assessore all'ambiente e attività produttive di Gemona Giovanni Venturini. Proloco in primis perché voi coordinate tutta la festa. Certo, benvenuto a tutti, a te in particolare e a tutto il pubblico di Telefriuli. Sì, noi è 18 anni che coordiniamo insieme all'amministrazione comunale Gemona Formaggio e dintorni. Non siamo solo, cioè noi facciamo il coordinamento, ma ci sono tantissime realtà del territorio che si occupano e che partecipano a questa festa. In primis le borgate di Gemona, che sono una decina, che hanno gli stand enogastronomici in cui appunto si può mangiare delle prelibatezze del territorio, e poi la Coldiretti, l'Ecomuseo delle Acque e gli allevatori che si trovano in Piazza del Ferro. 18 anni sono tanti, la nostra festa è diventata maggiorenne e diciamo che effettivamente il pubblico ci dà conferma di un lavoro fatto bene in questi 18 anni, perché c'è tanta gente che oggi ha partecipato nonostante il tempo un po' grigio, ma insomma siamo contenti comunque che non ci sia stata la pioggia, e che ha proprio partecipato alle varie attività, alle varie iniziative promosse un po' da tutte queste realtà di Gemona e non solo. E l'amministrazione comunale è sempre vicina a queste iniziative, è sempre presente. Raccontiamo un po' com'è nata questa festa. Buongiorno a tutti, benvenuti a Gemona del Friuli, benvenuto a te Alexis. Sì, sicuramente l'amministrazione in questi 18 anni è sempre stata in prima linea nell'organizzazione e nel sostenere questa festa assieme alla Proloco e a tutte le associazioni che la Presidente prima ha elencato. Essere in prima linea al giorno d'oggi su questa realtà che è la Tiero Caseara è veramente difficile, perché sappiamo tutti il momentino le difficoltà che hanno colpito questa realtà, però siamo anche consci che su questa strada che abbiamo percorso, che cerchiamo di percorrere da vari anni, potremo trovare non la soluzione, ma potremo trovare delle soluzioni che possono aiutare tutto quello che è il mondo lattiero caseario a uscire di questa crisi. 18 anni fa infatti è partita questa festa con la volontà dell'amministrazione di sostenere quelle che erano le realtà turnarie, latterie turnarie del nostro territorio, che oggi sono ridotte a una, che è quella di Campolesi. Le altre realtà sul territorio che abbiamo sono private, ma che comunque continuano a portare avanti le tradizioni che possono essere nella trasformazione di un prodotto di altissima qualità, per cui abbiamo la latteria di Godo, che dopo troveremo appunto la proprietà, e soprattutto anche abbiamo la latteria di Mosseanda, che è un esempio di filiera corta della realtà gemonese, per cui l'amministrazione, con l'intenzione di sostenere queste realtà, ha dato vita a questa manifestazione, che è stata collegata alla festa di ringraziamento, perché oggi ricordiamo che alle 10:30 è stata celebrata la messa del ringraziamento nel Duomo di Gemona. La messa di ringraziamento, con tutto quello che è stato collegato adesso, è stato organizzato dalla Coldiretti, sezione appunto di Gemona, che ha dato anche questo un grandissimo aiuto nell'organizzazione di tutta la manifestazione. I risultati si vedono con la gente lungo le strade. I numeri dei visitatori? Numeri di visitatori tantissimi, noi siamo veramente soddisfatti, gli organizzatori sicuramente sono soddisfatti per l'affluenza. Abbiamo cercato di fare il massimo per rendere il più possibile fruibile e accessibile il centro storico di Gemona, e il numero delle persone qui presenti oggi ci ha dato una grande gratificazione su questo, per cui di numeri soprattutto posso dirti solo il numero degli espositori, che ce n'è una cinquantina di espositori dei lattiero caseari, altre 45 di hobbisti, abbiamo il
una decina di Coldiretti di Campagnamica, abbiamo altri 5-6 artigiani che propongono i loro lavori sempre lungo le strade, 1 chilometro di bancarelle e stand, quasi 600 metri quadri di stand enogastronomici, per cui diciamo che il centro di Gemona è veramente trasformato in quello che è la manifestazione di oggi. Sara, tu rimarrai con me nel corso di tutta la diretta, perché ci piace anche l'idea di fare il percorso e far capire ai nostri telespettatori come è strutturata, perché davvero non è solo qui in Piazza Garibaldi, ma è divisa in sezioni. Sì, in Piazza Garibaldi ci sono soprattutto gli espositori latteocaseari, non solo locali ma anche quelli che provengono da altre zone, anche italiane, quindi ci sono i sardi, ci sono pugliesi eccetera. Poi man mano che ci spostiamo andiamo verso Piazza Municipio e ci sono l'Ecomuseo con l'Ecomuseo di Peio che vedremo più tardi, e poi in Piazza del Ferro gli allevatori. C'è anche la banda di Gemona che poi si esibirà in diretta, si è già posizionata. Intanto andiamo a vedere, grazie all'assessore, grazie mille. Grazie a voi della presenza e vi aspettiamo il prossimo anno. Certo, andiamo a vedere una clip legata alla festa del formaggio e poi altri ospiti e ci sarà il momento dell'esibizione della banda. Di nuovo in diretta da Piazza Garibaldi, Gemona, in occasione di Gemona Formaggio e dintorni. Parliamo di una realtà importante legata al territorio, la BCC Carne Gemonese assieme al presidente Giuseppe Varisco. Insomma, ne avevamo già parlato in un'altra occasione qui a Gemona di quanto siete legati al territorio ed è una banca appunto sempre presente. Sì, noi abbiamo la ragione d'essere nel nostro territorio, poi questa è una manifestazione che riguarda non solo Gemona, il Gemonese e l'Alto Friuli, ma che si estende a eccellenze di tutta la regione e di tutta Italia. Noi nella nostra zona forse non abbiamo il settore agricolo fra i più diffusi, però anche su questo noi come banche di credito cooperativo attualmente abbiamo in corso un'importante fusione con altre 2 consorelle che andrà a coprire gran parte del territorio provinciale, quindi anche per noi diventerà un settore oltre che di eccellenze anche di sviluppo. Ci contiamo molto sul sostegno all'agricoltura. Con l'obiettivo di stabilire un equilibrio economico, no, al territorio? Sicuramente sì, in tutti i settori. Il nostro è un territorio molto vasto dove abbiamo la presenza dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, della piccola industria e noi cerchiamo di stare vicino alle aziende e alle famiglie della nostra zona. È il nostro compito, cerchiamo di farlo al meglio. E poi magari di cercare
cercare di innovarsi, perché questo poi è l'obiettivo, mantenere sempre la stabilità economica guardando l'innovazione. Sì, è una necessità, però dobbiamo cercare di avere la capacità di farlo non perdendo anche il contatto con le radici. Sono dei canali, degli strumenti che dobbiamo utilizzare, però tenendo i piedi ben saldi per terra e stando vicino alla nostra gente. Al momento la situazione del comparto, della zona, della montagna, del Gemonese? Non so se possiamo già parlare di ripresa, ma sicuramente una situazione stabilizzata. Qualche segnale di movimento c'è, speriamo che non siano solo dei segnali passeggeri, ma che siano l'inizio di un percorso in salita. Questo ce l'auguriamo tutti. Noi adesso siamo qui per festeggiare in una festa e vediamo comunque quanta gente sia presente in questi eventi, ed è un motivo anche per promuovere il territorio e anche naturalmente realtà come la vostra. Sì, noi ci crediamo molto in queste iniziative e facciamo un plauso, un complimento a tutti quelli che hanno lavorato per metterle in atto, sono stati davvero bravi come ogni anno. Bene. Grazie a Giuseppe Varisco, presidente di BCC Carne Gemonese, la lasciamo lavorare perché di domenica lei lavora sempre come noi, comunque grazie A voi, mille. arrivederci. Pubblicità, poi sarà il momento della banda di Gemona e naturalmente andremo a conoscere altre peculiarità di questo territorio e della festa tra poco. Di nuovo assieme in diretta da Gemona, il campanile della domenica, è arrivato il momento musicale con la banda musicale Città di Gemona e il maestro Herbert. Esatto, sì. Ci fate un brano in diretta, quale? Esatto, una marcia che si chiama Orchidea. Orchidea, bene. Allora, siete pronti ragazzi? Ragazzi sì. Allora, per il mezzo si gira, si parte. Siamo pronti, vai. Perfetto, grazie.
alla banda musicale Città di Gemona, che ritroveremo più tardi in piazza del municipio con un secondo brano, avremo modo anche di presentarli al meglio. Adesso andiamo a vedere una clip dedicata sempre alla festa del formaggio di Gemona e poi arriveranno altri ospiti. Naturalmente la festa del formaggio, dobbiamo parlare anche delle latterie presenti, i rappresentanti delle latterie Gian Domenico, poi c'è il casaro Mirko, per parlare di quanto sia importante questa festa per voi. Diciamo a livello zonale è un'importanza strategica dal punto di vista diciamo dei prodotti che vengono fatti in questa zona, soprattutto noi che produciamo latte crudo con un'eccellenza che cerchiamo di mantenere diciamo come tradizione nel tempo, insomma, ecco, questo è più che altro il nostro scopo, oltre che a salvaguardare, diciamo, anche i produttori della zona in cui teniamo il fatto di averli sempre come referenti per i nostri prodotti, ecco. Latte e poi formaggio, naturalmente, per dire quanto sia importante questo prodotto e quanto nel tempo la sua storia sia sempre rimasta intatta. Sì, diciamo che il formaggio fa parte un po' delle nostre culture, no? E quindi il formaggio è parte integrante proprio nel nostro vivere qua in Friuli Venezia Giulia. E questa festa voi siete presenti da tempo, immagino, no? Sì, diciamo da quando abbiamo iniziato la nuova avventura col titolare, ormai sono 5 anni e siamo sempre presenti e ci fa molto piacere perché oltre ai nostri prodotti vengono esposti tutti i prodotti della regione, quindi oltre che un richiamo regionale c'è anche un richiamo di tutta l'Italia che sono qua a esporre tutti i loro prodotti. Ed è importante poi che sia sempre vivo, no? Il vostro prodotto legato al territorio. Certamente, come dicevamo prima, come diceva giustamente Mirko, è vitale questo per la nostra zona, vitale per le nostre culture, vitale per il nostro salvaguardia del territorio, come dicevo prima, per le strutture legate a una tradizione che da 1000 anni che c'è, insomma, ecco. Voi avete uno stand, qui siete presenti dove in particolare? Siamo presenti in via Bini, siamo sempre lì da 5 anni, siamo sempre presenti nello stesso posto e è una tradizione, ci trovano tutti lì, insomma, ecco, quelli che vogliono. Certo, sto pensando perché qui passa la gente e non si accorge che siamo in diretta, no? E quindi mi fa sorridere che li fermano tutti. Com'è andata? Perché ieri la prima giornata, poi insomma il tempo oggi magari tiene e riuscite a chiudere in bellezza. Grazie a Dio chiudiamo in bellezza, ieri è stata più o meno nelle nostre aspettative e diciamo in linea con quello che abbiamo avuto lo scorso anno e cerchiamo con i tempi che corrono purtroppo di ripetere quello degli anni scorsi, insomma, ecco. E noi ve lo auguriamo. Abbiamo parlato di formaggio, latte, quindi alimentazione, tracciare un bilancio, fare un bilancio, anzi un binomio tra alimentazione con formaggio e latte e salute. Ne parliamo questo bel
ragazzo che è il dottor Nicola Giovannelli, ricercatore universitario, docente in scienze motorie, è giusto, Università di Scienze Motorie, appunto per creare un attimino un binomio tra salute e alimentazione con questi alimenti della nostra terra. Sì, piccola premessa, qui a Gemona c'è la sede di Scienze Motorie, quindi ci sono anche molti studenti che girano per questo evento, questa festa. Il formaggio per molti anni o comunque molte volte viene un po' bandito tra gli sportivi. Ovviamente bisogna sempre tener conto delle quantità, non è un prodotto che non va bene, è un prodotto che come tutti se viene abusato non va bene, ma deve essere comunque all'interno della dieta, deve essere utilizzato in certi momenti con certe quantità, come abbiamo detto, e può benissimo rientrare in una dieta equilibrata anche per chi fa attività sportiva anche di un certo livello. Magari mangiandone dopo l'attività sportiva. Sì, assolutamente, è un prodotto che non va certamente bene da consumare subito prima di fare attività sportiva, ma nel pasto, dopo l'allenamento, dopo la gara, è un prodotto che va benissimo come diciamo integratore tra virgolette per il recupero delle energie insieme magari a un piatto di carboidrati, insieme a altri prodotti, però è una cosa che anzi mi sento di consigliare anche perché sinceramente non dico che ne abusi, ma molte volte ho la tentazione. Quindi bisogna sempre essere legati al nostro territorio anche mangiando i nostri prodotti. Tante volte si va a cercare integratori di quelli specifici e invece mangiare un po' di formaggio, magari grana oppure una tipologia di formaggio alla un bel bicchiere di latte, tante volte è la cosa più naturale e più buona. Sì, assolutamente, soprattutto appunto come hai detto il grana è sicuramente il tipo di formaggio più adatto ad uno sportivo, fonte di aminoacidi, proteine, quindi bisogna integrare, ovviamente dipende di chi stiamo parlando, nel senso un atleta olimpico ha bisogno di un certo tipo di alimentazione, un atleta che lo fa per passione quelle 3 volte a settimana avrà bisogno di un altro. Però è senza dubbio un prodotto che può essere utilizzato non come sostituto di un pasto, però come appunto integrazione del pasto. Grazie, in bocca al lupo per i tuoi studi e in bocca al lupo a voi per la conclusione della festa del formaggio e dintorni. Pubblicità, io dico subito a Pierangelo in regia di mandare una clip, si parla di formaggio, la clip Festa del Formaggio 2017 che sono 4 minuti che ci permettono di spostarci in piazza del municipio per sentire altri ospiti e un'altra esibizione della banda, quindi pubblicità, clip e poi di nuovo in diretta da piazza del municipio. Grazie. Grazie. Grazie, ciao.
Eccoci, velocissimi Paolo, siamo riusciti a spostarci in piazza del municipio, sempre a Gemona per il campanile della domenica in occasione della festa del Gemona Formaggio e dintorni. Ancora la banda musicale Città di Gemona è presente, vi siete spostati anche voi con il maestro Herbert, ci presentate un altro brano, quale? Esatto, questo brano si chiama America Express. Bene, siamo pronti? Bene, vi sentiamo in diretta e poi avremo modo di sentire il Presidente. Alla banda del banda musicale Città di Gemona, guardate quanta gente è rimasta qui per seguire l'esibizione in diretta. Adesso arriva il Presidente, tanti con gli iPad vi hanno ripreso in diretta per insomma sigillare questo momento, non solo su Telefriuli ma anche tante persone si sono fermati proprio per seguirvi. Il Presidente Gubiani Maurizio della banda musicale Città di Gemona, complimenti innanzitutto per questa esibizione in diretta che non sono state preparate, cioè vi siete esibiti proprio in diretta, live. Sì. Parliamo anche della scuola di musica perché ci tenevi a presentarla. Sì, la nostra associazione è un'associazione giovane sostanzialmente rispetto anche alle
altre realtà che ci sono sul territorio. Siamo un gruppo insomma di musicisti con la passione e la voglia della musica e ci siamo messi insieme per suonare, ma ci siamo accorti subito che una cosa fondamentale che ci mancava era questo vivaio di altri musicisti, di altre persone da avvicinare alla musica, per cui all'interno della banda, dell'associazione Banda Musicale Città di Gemona, c'è la scuola di musica. Quest'anno abbiamo circa 75 iscritti, sono tutti giovanissimi perché circa la metà seguono corsi di sviluppo musicalità, musica in fasce, quindi sono bambini molto piccoli, sotto i 6 anni, per cui la nostra programmazione è a lungo termine. Ecco, diciamo, l'altra metà degli iscritti alla scuola di musica è molto più adulta, è più grande, sono ragazzi, sono anche ragazzi di 70 e oltre anni, insomma, sì, quindi accogliamo veramente chiunque abbia la voglia e la passione della musica. Ritornando alla banda, quanti componenti? Perché vedevo anche dei ragazzi giovani, dei bambini. Sì, questi sono diciamo, i nostri tamburini, sono il loro primo passo, loro in realtà sono già nella banda, nell'altra banda che abbiamo, la banda giovanile, che è i Glemonas, che si esibisce durante il concerto di Natale che facciamo quest'anno il 2 dicembre all'Auditorium Isis da Ronco, qui a Gemona, e questo è insomma in qualche modo quello che abbiamo pensato per coinvolgerli e fargli vedere quella che è la realtà della banda grande. Ecco. Senti, ma se io vi chiedessi di fare un terzo pezzo, è difficile organizzarli? Se magari diamo pubblicità, mandiamo un servizio e voi vi esibite nuovamente, è difficile? Ti prendo in contropiede? No, noi riusciamo a soddisfare qualsiasi richiesta, ecco. Per cui adesso ci consultiamo un attimino con il maestro Herbert Fasiolo, ma in 448 un altro pezzo riusciamo a prepararlo. Facciamo così, intanto ti ringrazio perché io presento l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, quindi parlo con Maurizio Tondolo che è qui con me, qui vicino a me, mi sposto, intanto voi cercate di organizzarvi per una terza esibizione in diretta, ok? Facciamo così. Faremo un pezzo con i tamburini, così gli diamo modo insomma di prendere passione oltre quella che già hanno sulla musica, insomma, ecco. Grazie. È lei Maurizio? È lei o non è lei? Certo che è lei. Bene, venga qui allora vicino a me. Salve, ci siamo già visti l'anno scorso. Ci siamo visti anche l'anno scorso. Per parlare dell'Ecomuseo presentiamolo. Esatto. Presentiamo. Lo ripresentiamo. Allora, con pochissime parole, è un museo diffuso e partecipativo. Guardi la telecamera. Perfetto, diffuso perché comprende 6 comuni, quindi è spalmato e distribuito sul territorio, partecipativo perché propone dei progetti che coinvolgono la comunità, quindi fanno partecipare la comunità, la popolazione. Ovviamente vengono coinvolte le categorie che possono essere beneficiarie di quel progetto. Ne cito uno: stiamo sostenendo ormai da parecchio tempo la latteria turnaria di Campolessi, che è un sistema straordinario, è una delle ultimissime latterie turnarie che lavorano in provincia di Udine. L'Ecomuseo sta sostenendo questa latteria e ovviamente trova modo per promuoverla, per ragionarci assieme, per valorizzare il territorio. E proprio per questo motivo abbiamo invitato alla Festa del Formaggio un altro ecomuseo, l'Ecomuseo di Peio, è un comune piuttosto alto in provincia di Trento, confinante questo comune con la Lombardia, e anche a Peio dispongono di credo che sia l'ultima latteria turnaria del Trentino. Quindi in questi 2 giorni abbiamo ragionato e abbiamo cercato di trovare e di definire delle interazioni, degli scambi che siano ovviamente fruttuose per entrambe le realtà, sia le latterie ma anche i 2 ecomusei. Ecco, tornando alla festa, quindi se dovesse tracciare un bilancio, come sta andando? Allora, io credo che la festa sia andata più che bene, il tempo ha tenuto fortunatamente, noi abbiamo dato forse quel qualcosa in più che ha fatto anche riflettere le persone, quindi divertimento, ricreazione, degustazioni, ma anche appunto delle opportunità che hanno indotto a ragionare, a riflettere. Questo credo sia molto importante anche nell'ambito delle filiere lattiero-casearie. Bene, la ringrazio per il suo intervento in diretta. Grazie a voi, buonasera. Grazie mille. Adesso chiedo a Paolo Bassi se andare in pubblicità o se sentiamo subito la banda, perché forse la banda è pronta. Chiedo a Pierangelo Votazioni in regia in diretta, che saluto, pubblicità e poi torniamo, apriremo con la banda musicale Città di Gemona. Di nuovo in diretta
da Gemona, piazza del municipio per il campanile della domenica, ancora banda musicale Città di Gemona, ma andiamo a presentare i tamburini. Nome? Matteo. Quanti anni hai? 12. 12. Chiara. Quanti anni? 11. Io sono Marta e ho 14 anni. Noemi, 14 anni. Bene, adesso andiamo dal maestro. Che cosa avete preparato per questa diretta, il terzo brano? Il terzo brano sarà Sirenetta. Bene, io mi sposto da questa parte, lascio il maestro lavorare. Vai. Per questa terza esibizione vi chiedo di andare da quella parte, di spostarvi proprio in diretta, scusate se impallo anche la telecamera, per presentare il gruppo micologico gemonese, quindi se arrivano qui vicino a me, perché così vediamo anche dei funghi in diretta, e poi arriverà uno chef per parlare di alcune ricette legate alla festa del formaggio. Allora, partiamo da Umberto Zaghi, giusto? Zanghi, scusami. Ecco, voi ve ne avete parlati perché non riusciamo ad andare qua dietro, ma ci sono delle tavolate piene di funghi per presentarli. Abbiamo la mostra che organizziamo ogni anno in occasione della festa Gemona Formaggi e dintorni. È una mostra che si svolge in un periodo un po' strano per i funghi, perché ormai siamo in autunno inoltrato. Quest'anno poi ha fatto particolarmente freddo subito. Abbiamo comunque 150 specie in mostra.
più tutti i funghi lignicoli come quello che tiene in mano Gilberto, e siamo riusciti a trovare anche i porcini in una stagione che è stata ottima, molto abbondante per quanto riguarda i boleti, quindi più o meno tutti i ricercatori friulani sono molto contenti di questa stagione, i boschi hanno prodotto veramente tanto e quindi siamo particolarmente felici di essere comunque presenti nell'ambito di questa manifestazione, perché ci dà prestigio e dà prestigio anche alla manifestazione stessa. Certo. Quanti funghi quindi troviamo qui esposti? Ricordiamo che siamo in piazza del municipio, proprio sotto la loggia troviamo il gruppo micologico gemonese, per chi fosse interessato proprio a vederli dal vivo. Esatto, abbiamo 150 specie presenti, funghi veri, reali. Poi noi come gruppo micologico abbiamo una particolarità, creiamo dei funghi, delle riproduzioni in originale di funghi reali, li creiamo in cemento. Purtroppo, adesso te ne faccio prendere una così la vediamo. Checco, mi prendi i funghi in cemento, uno è funghi in cemento. Prendo in diretta. Ecco. No, questi sono sempre funghi lignicoli, facciamo delle cose molto particolari che tutti quanti ci invidiano un pochino, perché sono esattamente come li trovi nel bosco, e quindi siamo presenti anche con questo e facciamo una bella coreografia, non per fare i grandi nella storia, però le cose ci riescono bene. Anche lei del gruppo si chiama? Gilberto Piemonte. Quanti siete del gruppo micologico? 200 tuttora. Venga, lui deve venire qua. Queste sono le nostre riproduzioni in cemento di funghi. Questa è una mazza tamburo, una macroloppiota procera, così come la trovi nel bosco la trovi poi riprodotta in cemento. Bello, ma lo fate proprio voi? Sì, voi. Noi, c'è quel signore che vedi, ecco, quel signore lì fa queste cose qua. E quindi sono cose particolari. Siete presenti qui fino a stasera, anche domani? No, fino a stasera. Domani non c'è più niente. Okay. Anche perché i funghi reali non durano. Domani non dura. Già qualcuno. Fino a stasera fino a che ora vi trovano? Fino alle 18 siamo qua. Ok, bene. Benissimo. Complimenti, bravi. Grazie mille. Bravi. Grazie a te. Complimenti. Grazie. Complimenti. Andiamo a conoscere uno chef che arriva qui, guardate che bello, con il berretto, che si chiama? Riccardo Iuri. Allora, tu Riccardo sei qua presente alla festa del formaggio, ci sono tanti show cooking, il tuo collega mi dicevi questa mattina ha presentato uno show cooking, ricordiamo magari qualche ricetta, non per forza legata al formaggio, ma che magari può essere interessante per il nostro territorio, può richiamare comunque i prodotti della nostra regione. Sì, diciamo che il mio collega oggi ha presentato un formaggio montaggio in tempura, molto buono, arricchito con della ribolla gialla DOC nostra friulana, con una crema una purea di pere e crème, quindi è una cosa molto stagionale, molto buona, e l'abbiamo creata appositamente per questa manifestazione. Ecco. Poi insomma non solo formaggio, adesso ho visto funghi, no? Che sono buonissimi, tanti primi piatti si legano benissimo ai funghi, però immagino che tu ci possa proporre altre ricette. Ma decisamente i funghi sono di stagione appena finita, anche se abbiamo qualcosa ancora. Diciamo che possiamo abbinare benissimo il montasio con i funghi, un buon risotto, magari può essere arricchito con brodo fatto con le croste del montasio, così non buttiamo proprio via niente, e dopodiché alla fine possiamo trifolare i funghi un po' misti o un po' più particolari e arricchirlo magari con una crema di montasio e i funghi sopra, quindi un sapore univoco che quando si riesce a mangiare si dà un buon gusto alla nostra terra che ne produce tanto. Il formaggio piace a tutti, basta vedere anche quante persone arrivano qua in occasione di questa festa. Immagino che anche tu come chef utilizzi spesso, no, il formaggio nelle tue ricette. Sì, il formaggio è nostro, è friulano, quindi ha una particolarità che può essere da 6 mesi a stravecchio, quindi è molto utile e possiamo usarlo in qualsiasi modo, in qualsiasi occasione. Possiamo usarlo dall'antipasto come semplice formaggio con le pere grattate e noci, che ci sta bene, a un semplice risotto, mantecarlo e fare il frico, che poi meglio di quello cosa possiamo usare? Prodotto per eccellenza del nostro territorio. Lei è presente qui alla festa con uno stand, un ristorante? No, io sono il presidente dell'associazione cuochi di Udine e abbiamo collaborato. Scusi, ma non siamo riusciti a presentarci. Ma non c'è problema, figuriamoci. Abbiamo collaborato col Montasio, che ci ha chiesto uno show cooking
Turin e volentieri siamo venuti a dargli una mano. Quando c'è bisogno l'associazione è sempre presente per dare una mano a chi ne richiede, ecco, quello siamo noi, sì. Complimenti, allora noi adesso siamo in Piazza del Municipio per il secondo blocco, adesso ci spostiamo in Piazza del Ferro per conoscere anche gli allevatori e andiamo a vedere, non so se con i tempi ci siamo, se possiamo vedere un'altra clip per spostarci, quindi la clip è dedicata ad un'altra iniziativa, un evento molto bello che abbiamo seguito in diretta tra le Friuli Estate, Tempo Ses Iucundum, bravo, vedi che io e Pier ci sentiamo senza neanche telefonarci, andiamo a vedere la clip Tempo Ses Iucundum e poi ci spostiamo in Piazza del Ferro per conoscere un'altra zona di questa festa e complimenti alla Federazione Italiana Cuochi perché insomma siete presenti anche in questa occasione, quindi complimenti. Grazie mille a voi. Tempo Ses Iucundum, poi ritorniamo in diretta da Gemona. Di nuovo assieme in diretta il campanile della domenica da Gemona, ma ci siamo spostati in Piazza del Ferro. Fa freddino anche perché andando avanti con le ore insomma la temperatura cala, ma noi insomma ci scaldiamo grazie al calore di tanta gente che è qui e alcune associazioni come queste, l'associazione di Colfiorito, il consorzio Amatrice del Lago di Campotosto. Lei è appunto di Amatrice Merlini Fausto e lei invece è Domenico Lini di Colfiorito. Di Colfiorito. Allora,
Allora, voi siete gemellati con Gemona e siete presenti da tempo? Sì, siamo presenti dall'anno dopo del nostro terremoto del 97, siamo venuti con il nostro parroco, un grosso storico Don Mario Sensi, a visitare Gemona e lì è nato poi successivamente con il comune il gemellaggio con il comune di Gemona e veniamo sempre per la festa del formaggio da 18 anni. Ecco, per chi volesse seguirvi, possiamo andare in onda anche in streaming, telefriuli.it, e quindi vi possono vedere anche da là in questo momento, quindi lo ricordiamo in diretta. Voi siete presenti qua con lo stand? Noi siamo presenti qua con uno stand, sì, e in pratica rappresentiamo un po' quello che si fa col fiorito, quindi le mozzarelle, quindi la festa del formaggio, con dei dipendenti di un'azienda, la prima dove io ero allora il grande capo, diciamo, si facevano mozzarelle, poi facciamo anche i nostri prodotti che sono la patata rossa che è un IGP, facciamo degli gnocchi, facciamo delle ciambelle dolci di patate e facciamo tutti questi che sono i prodotti tipici del nostro territorio e che ci hanno salvato dopo il terremoto. Sì, dai, questo è importante. Amatrice anche presente, ricordiamo insomma che Gemona vi è stata vicina, no, in quel momento? Sì, veramente vicino, anche perché da noi a Campotosto sono arrivati gli alpini di Gemona che ci hanno fatto una struttura considerevole. Dobbiamo ringraziare anche il comune di averci invitato a questa manifestazione. Noi siamo presenti qui col pecorino amatriciano, che è un pecorino al latte crudo ed è tutto latte che proviene dal territorio Amatrice, Campotosto e Monti della Laga. Questo pecorino è un pecorino che ha preso anche un primo premio a Roma, un riconoscimento importante, ed è veramente uno dei formaggi più apprezzati qui a Gemona. E come vi ho detto prima, ringrazio il comune di averci ospitato qui con questo stand, ringrazio anche voi della TV che ci date anche una visibilità che altrimenti noi non potremmo avere, perché nel nostro territorio dopo il terremoto praticamente il turismo è scomparso un po' tutto, e quindi grazie a queste manifestazioni riusciamo a mantenere la filiera. Sì. Ed è importante ripartire, no? Queste occasioni vi danno la forza per ripartire? Per adesso è un po' dura, perché l'altro ieri ha fatto 2.7, stamattina 2.2, purtroppo il terremoto continua e noi stiamo qui come stavate voi qui a Gemonia 40 anni fa, e quindi adesso ancora dobbiamo riprenderci, forse il lavoro è l'unico modo per poterlo fare. Complimenti e tanto coraggio e tanta forza, insomma, cerchiamo di trasmettervi anche noi attraverso queste iniziative. Grazie di cuore a voi, a Gemona e a tutti i friulani. Grazie. Andiamo a vedere un altro contributo filmato per poi andare a sentire altri ospiti, un'altra iniziativa, un evento molto importante che lega naturalmente la tradizione di questo territorio e l'Epifania del Tallero. Andiamo a vedere una parte di questa clip, poi ritorniamo in diretta da Piazza del Ferro. Grazie.
sapremmo declinare questa nostra tradizione in una scrittura più nobile. Collaborare invece vuol dire diamoci una mano gratuitamente. Torniamo in diretta da Gemona, ci siamo spostati sotto il tendone di Piazza del Ferro perché poi andremo a parlare anche dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo visto adesso nella clip prima Tempus es Iucundum, l'Epifania del Tallero, tutte le iniziative organizzate dalla Proloco di Gemona. A proposito di Proloco c'è presente qui Walter Pezzarini, presidente dell'Umpli del Friuli Venezia Giulia, perché naturalmente è giusto essere presenti a queste iniziative e capire anche quanto sia importante la presenza delle Proloco nel territorio, guardando proprio questi eventi. Sì, da parte mia è una presenza doverosa la Proloco di Gemona, che è la Proloco più vecchia della nostra regione, che ha più di 110 anni, una delle più vecchie d'Italia, una Proloco strutturata che è impegnata tutto l'anno a organizzare eventi culturali, gastronomici o come questo di coinvolgimento proprio del territorio, quindi veramente una presenza importante qui a Gemona, collaborazione stretta con le istituzioni, l'amministrazione comunale, l'ERSA e tutte le istituzioni. Questo è fare Proloco. Sì, questo è davvero fare Proloco e devo fare complimenti anch'io, perché noi siamo spesso qui a Gemona e seguiamo, no? Siamo vicini al territorio e seguiamo spesso anche le iniziative legate a Gemona e la Proloco è sempre molto attiva, però insomma tutte le Proloco in genere della nostra regione dobbiamo fare un plauso a tutte. Sì, non dovrei dirlo io, ma posso dire che il sistema delle Proloco della nostra regione è un sistema attivo e positivo, perché siamo capillarmente presenti sul territorio con iniziative culturali, con iniziative di valorizzazione, con iniziative di promozione del turismo. Questo è un aspetto molto importante. Queste manifestazioni richiamano turisti, qui oggi pieno di gente a Gemona come i giorni scorsi, vuol dire che sono punti di riferimento per il turista, quello che vuole avere un rapporto diretto con il produttore, con chi produce il formaggio in questo caso, oppure i derivati, vogliono visitare le nostre aziende, le nostre sedi culturali qui a Gemona, al Duomo, quanto c'è storia di cultura sul territorio. Bene, grazie a Walter Pezzarini, ci rivedremo sicuramente perché noi continuiamo sia a seguire il campanile della domenica con le nostre Proloco, ma poi c'è anche Lo Sapevo, quindi sì, ci vedremo sicuramente. Soprattutto quello, grazie a Telefriuli perché è sempre presente nelle nostre manifestazioni, noi siamo presenti in quella bellissima straordinaria manifestazione che Lo Sapevo, che coinvolge proprio tutte le Proloco della nostra regione. Grazie. Grazie, noi in pubblicità poi ritorneremo in diretta da Gemona.
Di nuovo in diretta da Gemona, il campanile della domenica, Gemona Formaggio e dintorni, in primo piano di Miriam, guardate che bella, per parlare naturalmente dell'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia. Qui con me c'è il direttore Lugo Andrea. Insomma, presentiamo un po' questo stand, ma tutte le iniziative anche legate alla festa del formaggio, la vostra presenza qui. Sì, noi siamo qui presenti per l'8ª volta consecutiva, ormai è un vero e proprio matrimonio quello che abbiamo sigillato con il Comune di Gemona, che ringraziamo perché senza il loro supporto certe cose non potrebbero realizzarsi, così come anche l'importante e prezioso contributo da parte dell'ERSA tramite la Regione. E qui ci troviamo in pratica nello stand dove si esprime quella che è la zootecnia della nostra Regione, c'è un'esposizione di quelle che sono le razze bovine da latte allevate nella nostra regione, quindi si va dalla pezzata rossa Miriam, che lei ha definito correttamente prima, alla bruna, alla pezzata nera, alla jersey, alla pustertale, alla Pinzgau e la grigio alpina, che sono queste ultime tre le razze diciamo cosiddette in via di estinzione, nel senso che rimangono ancora pochi capi in regione ed è merito degli allevatori custodi che ancora continuano ad allevarle e a continuare quindi con queste razze. Dall'altra parte, che non è inquadrata, abbiamo la seconda metà di questo grande stand, dove abbiamo organizzato tutta una serie di eventi con la collaborazione di istituti tecnici, agrari e alberghieri della nostra regione, e dove appunto sono stati effettuati degli show cooking, dove avevano il compito tutti questi istituti di presentare delle ricette di loro creazione, ma con due basi comuni, ossia il formaggio DOP Montasio, la nostra unica DOP in regione, e la carne di sola pezzata rossa. E anche questo è un successo enorme, anche perché questo è il terzo anno ed effettivamente c'è stata un'evoluzione continua in questi 3 anni e credo che questa edizione molti se la ricorderanno perché hanno veramente dimostrato la professionalità, la capacità a questi studenti, che poi saranno quelli che saranno gli ambasciatori in Italia e non solo in regione, spero anche all'estero, di quelli che sono i prodotti tipici nostri friulani, e se li presentano così come li hanno presentati in queste 2 giornate sicuramente sarà un successo anche questo. Quindi è un successo queste giornate, anche proprio di gente, turisti che magari arrivavano anche da fuori regione? Sì, c'è stato un flusso continuo in queste 2 giornate, merito anche il tempo che per una volta finalmente ci ha graziato, perché io ho 5 anni che sono direttore dell'Associazione Allevatori, è il primo anno questo dove godiamo anche del bel tempo e questo sicuramente ha favorito. Comunque c'è stato un flusso continuo, io credo che siano passate migliaia di persone, anche adesso che siamo ormai agli sgoccioli della manifestazione si può vedere come continuamente c'è un turnover continuo di visitatori, e quindi ci saremo sicuramente anche il prossimo anno, ci saremo anche con delle novità, perché l'intenzione è quella di coinvolgere anche istituti tecnici, agrari e alberghieri fuori regione, anzi fuori confine. Vediamo se riusciamo a portare almeno una rappresentanza slovena e una austriaca, e avendo anche la base di Aviano qui vicino, magari anche una statunitense, fare quindi una cosa anche a livello internazionale, e vediamo anche loro come sanno tradurre con i nostri prodotti, perché quella sarà la base anche per loro, in ricette apprezzate dal pubblico, appunto i nostri prodotti tipici. Complimenti, perché avete già belle idee chiare anche per il futuro, per la prossima edizione, davvero complimenti. Grazie, se non si fa così dopo cioè la ripetitività ovviamente stanca, per cui bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo e di attuale. Bene, grazie a Lugo Andrea, direttore dell'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo in bellezza con il sindaco Paolo Urbani, arretriamo un po' così riusciamo a inquadrare al meglio tutta la location. Una soddisfazione per il sindaco, perché ogni volta noi arriviamo qui a Gemona per parlare di un successo, in questo caso festa del formaggio, davvero un successo queste 2 giornate. Sì, un successo davvero, un'edizione da record sotto ogni profilo e una grossa iniezione di fiducia per un comparto che soffre, però che qui ha dimostrato tutta la sua valenza anche nella nostra regione, con una serie di convegni, con una serie di show cooking, con una serie anche di degustazioni enogastronomiche che hanno trovato il gradimento delle migliaia di persone che sono arrivate a Gemona. Naturalmente un abbinamento, quello con gli allevatori del Friuli Venezia Giulia, con la Coldiretti e anche con i cacciatori, ma naturalmente grazie alla Proloc e a tutte le associazioni di borgata che ci permettono e che mettono davvero le gambe a questa manifestazione, un abbinamento perfetto, e oggi anche il tempo è stato dalla nostra parte, quindi siamo veramente molto gratificati, molto contenti, e credo che alla fine saranno molto contenti soprattutto gli operatori.
devo dire che il sindaco può essere soddisfatto anche per l'associazione di volontariato la Proloco, che qui è davvero sempre molto attiva. Sì, è una Proloco che è tra le più vecchie del Friuli Venezia Giulia, ha una storia di oltre 110 anni, quindi è sempre stato un punto di riferimento per la comunità e lo è tuttora, naturalmente, con tutte le iniziative che fa nel corso dell'anno, che sono sostenute sì dall'amministrazione comunale, ma come dicevo prima senza i volontari non andremo da nessuna parte, e naturalmente questo è l'ennesimo successo da parte dei volontari, perché ricordiamo che anche Sportland, la Natura del Benstare, che ci ha premiati quale migliore comunità europea per il 2019 proprio come città dello sport, nasce soprattutto dal lavoro dei volontari delle associazioni sportive, quindi veramente una comunità unita che fa un valore aggiunto per questa città che davvero se lo merita. Ecco, a proposito di sport, come siete proiettati? State già lavorando, immagino, per quella data? Sì, è chiaro che abbiamo un 2018 di preparazione, il 2019 sarà l'anno della consacrazione e dobbiamo quindi prepararci al meglio. Già nei primi mesi del 2018 comunque ci attiveremo con alcune iniziative importanti. È chiaro che l'Europa ci attende naturalmente a braccia aperte, però anche noi dobbiamo dare all'Europa quel valore aggiunto che il nostro territorio solo può dare, ed è il motivo per cui anche abbiamo visto che questa comunità non è seconda a nessuno, i paesaggi, l'ambiente e non solo l'attività sportiva da queste parti, e oggi si coniuga bene naturalmente anche con le prelibatezze enogastronomiche. Ecco, noi veniamo spesso a Gemona, allora l'ultima volta sono stata per Tempus es Iucunum e devo dire, farti complimenti al sindaco e alla Proloco, perché è stata la mia prima volta ed è stato bellissimo, davvero una bellissima manifestazione, forse una delle più belle che io abbia mai visto in diretta in occasione appunto di Telefriuli Estate quella sera. Un anno fa siamo stati qui alla festa di formaggio e dintorni e eravamo fuori e parlavamo, tu mi dicevi riprendi il castello, parliamo del castello. Un anno dopo quel castello? Siamo contenti e naturalmente fiduciosi, abbiamo appaltato l'ultimo lotto dei lavori che riguarda in particolare il cortile delle prigioni e i giardini esterni, e quindi io credo che finalmente il prossimo anno, alla fine del prossimo anno, dopo 432 giorni di lavori, potremo godere di questo valore aggiunto non solo per la nostra comunità ma credo per l'intero Friuli, e naturalmente un valore aggiunto dovuto alla caparbietà, alla determinazione di tanta gente che ha voluto questa ricostruzione dov'era e com'era, che oggi trova la sua consacrazione proprio nel fatto di vedere moltissima gente qui a farci complimenti per la festa ma anche per la ricostruzione che abbiamo fatto. E a proposito di ricostruzione, prima abbiamo parlato anche con un signore di Amatrice, no? E c'è ancora negli occhi l'emozione e la commozione, perché ancora sentono il terremoto, ancora vivono questa esperienza e non riescono naturalmente ancora a ripartire. Queste iniziative però mi diceva che danno forza loro, quindi grazie anche a voi. Sì, io credo che queste iniziative danno forza, ci sono anche gli amici di Colfiorito di Foligno dove siamo gemellati dopo 20 anni che c'è stato il loro terremoto, e la prossima settimana saremo proprio a Foligno a Colfiorito a festeggiare insieme questo genetriaco. Io credo che davvero noi possiamo garantire a tutti loro che la ricostruzione è possibile, ma soprattutto, come possono ammirare oggi, si può ritornare alla vita normale, alla vita di sempre, ed è quello a cui tutti aspirano, e noi gli facciamo i migliori auguri affinché tra qualche anno non si parli più di modello Friuli ma si parli di modello Italia Centrale. Esatto, il sindaco di Gemona è stato già ad Amatrice, quindi ha potuto vedere, no, com'era la situazione, e non è mai semplice andare lì e cercare di dare una mano perché c'è tanto da fare. Sì, c'è tantissimo da fare, io sono stato più volte ad Amatrice, anche la prossima settimana oltre ad andare a Colfiorito andrò anche a Norcia, dove noi ci siamo impegnati a rifare la sala consiliare con un grosso contributo che daremo, quindi io credo che questa gente ha bisogno di un'iniezione di fiducia, ha bisogno anche di essere aiutata a ripartire, a rialzarsi, perché il momento dell'emergenza ormai è passato, adesso si tratta di convivere con il terremoto, ci sarà ancora uno sciame sismico per alcuni mesi o forse per alcuni anni, però come dicevo prima ripartire si può naturalmente se ripartono soprattutto dalle loro parti le grosse potenzialità economiche che hanno sul fatto non solo dell'agricoltura come ad Amatrice dell'allevamento, ma anche alberghiera, la loro tradizione soprattutto turistica, e quindi c'è la necessità di ripartire con gli alberghi, con le trattorie e con tutto quello che può fare economia, così come da noi siamo partiti a suo tempo con l'industria manufatturiera, che poi è stato il volano della nostra ripresa, anzi del nostro lancio nella locomotiva del nord-est.
Bene, il sindaco di Gemona è sempre presente, sempre molto attivo per il suo territorio. Il futuro di Paolo Urbani sarà sempre vicino a Gemona, immagino. Ma il futuro e soprattutto il cuore rimangono sempre a Gemona. Io credo che naturalmente dopo quello che ho fatto per questa comunità e quello che la comunità ha fatto per me, credo che non potrebbe essere altrimenti. Bene, allora chiudiamo insomma, in bellezza, perché questa festa dobbiamo dire che di anno in anno riesce sempre a rinnovarsi, a dare sempre qualcosa in più, e la gente poi viene qui ed è questo poi il premio più grande. Io ringrazio Sara, la presidente della Proloco, perché ci ha dato una mano per questa diretta ed è sempre vicina alle nostre iniziative, alle vostre iniziative, perché noi seguiamo in diretta, quindi davvero avete una bella squadra qui a Gemona. Sì, devo dire che c'è una bella squadra, soprattutto di volontari, le tante associazioni che si fanno in quattro per questo territorio, e naturalmente con la regia dell'amministrazione comunale, con un'unità di intenti. I successi in questi anni non sono mancati, io sono certo che anche in futuro non mancheranno, e naturalmente grazie a voi. Bene. Grazie Paolo Bassi, regia di Pierangelo Butazzoni. Valdi, sempre qui con noi. Il Campanile della Domenica ritorna naturalmente la prossima settimana, saremo in diretta da Romance di Sonzo. Grazie al sindaco Paolo Urbani. Grazie a voi. Buona giornata.